Oggi, 5 marzo, abbiamo proceduto a un piccolissimo riassetto in giunta. Si è dimesso l'assessore Angelo Incardona, che ringraziamo per l'impegno profuso in questi mesi. È stato davvero un impegno importante, pieno di passione e di dedizione alla missione di assessore. Rimarrà in Consiglio Comunale e quindi potrà dare il suo contributo ancora al progetto verso la nostra città di Palma di Montechiaro. Del resto, tutti coloro che hanno avuto l'avventura di essere parte dell'esecutivo hanno poi comunque continuato in un modo o nell'altro a servire Palma, perché l'amore per la città è un amore condiviso. E parlando di amore per la città, amore per la cultura, amore per la nostra Palma di Montechiaro, chi meglio di Letizia Pace può rappresentare tutto ciò? Infatti siamo felici e orgogliosi che Letizia, già primo presidente donna della storia di questo paese, perché è stato il Presidente del Consiglio nella prima consigliatura e la prima donna a rivestire quel ruolo, oggi ha giurato come assessore della mia giunta. Sono davvero orgoglioso e onorato di averla parte della squadra. È in Consiglio Comunale dall'inizio e quindi è tra coloro i quali addirittura anche prima hanno contribuito alla creazione di questo progetto per la città, ma averla in giunta, averla nell'esecutivo per me è motivo di grande gioia e di grande orgoglio. È inutile negarlo, c'è un rapporto di stima, di amicizia, di affetto che ci lega e oggi potremmo collaborare così come già fatto quando eri Presidente, così come abbiamo fatto in questi anni del Consiglio Comunale, ma saremo a stretto contatto giorno e notte praticamente a servire Palma di Montechiaro all'interno dell'esecutivo della città. Buon lavoro Letizia, ti vogliamo bene e siamo orgogliosi di te. Grazie. Io solo due parole, non nascondo che sono emozionata e ringrazio il sindaco Stefano Castellino e l'amministrazione per la fiducia che accordatami e che dire, io lavorerò giorno, vabbè, notte, ci organizziamo. Lavorerò costantemente secondo i miei principi, che sono quelli della verità, della trasparenza, per il bene comune, per il bene della mia amata città. In questo quindi incarico ce la metterò tutta, non sarà solo un ruolo che io rivestirò, ma sarà sicuramente un servizio per la mia città. Grazie.